Tra il 2014 e il 2025, la Regione del Veneto ha attuato il programma di sviluppo rurale nell'ambito della politica agricola comune europea. Il programma si è concluso con un risultato importante. Il Veneto è stata la prima regione in Italia per utilizzo dei fondi europei, con il pieno impiego delle risorse disponibili. In oltre 10 anni sono stati attivati strumenti concreti per sostenere il sistema rurale. Migliaia di interventi, domande e pagamenti hanno coinvolto imprese e territori in modo diffuso, raggiungendo quasi un'impresa agricola su 3 nel territorio regionale. Tra i risultati più significativi, il sostegno a una nuova generazione di imprenditori agricoli. Senza dimenticare più in generale la crescita delle imprese agricole e della filiera agroalimentare, con investimenti per oltre 700 milioni di euro. Una parte rilevante delle risorse è stata dedicata alla sostenibilità ambientale. 340 milioni di euro hanno supportato pratiche agricole più sostenibili, interventi che hanno coinvolto ampie superfici e favorito lo sviluppo del biologico, con un'attenzione concreta anche ai territori montani e forestali. Il programma ha sostenuto formazione, innovazione e cooperazione in agricoltura. Ha poi contribuito allo sviluppo delle aree rurali, con la diffusione della banda ultralarga, raggiungendo quasi 400.000 cittadini. Il programma infine ha aiutato non solo le imprese, ma le aree rurali più in generale. Attraverso i 9 gruppi di azione locale, ad esempio, ha finanziato più di 1.700 interventi, distribuiti sul 56% del territorio regionale. Una politica diffusa, capace di generare valore per tutta la comunità.